Salve, mi chiamo Maurizio Congiu e oggi parleremo di utopia. Nel luglio del 1918 Gramsci sull'Avanti scrive un articolo intitolato Utopia, che definisce in questo modo: l'utopia, scrive Gramsci, consiste infatti nel non riuscire a concepire la storia come libero sviluppo, nel vedere il futuro come una solidità già sagomata, nel credere ai piani prestabiliti. Teniamo presente che il termine utopia letteralmente significa non luogo. Perché Gramsci si esprime così? E quali sono i presupposti di questa definizione dell'utopia? Ebbene, se torniamo un attimo indietro, quasi all'inizio dell'articolo, Gramsci fa alcune considerazioni sulla storia, molto interessanti. Scrive: la storia non è un calcolo matematico, non esiste in essa un sistema metrico decimale, una numerazione progressiva di quantità uguali che permetta le quattro operazioni, le equazioni e le estrazioni di radici. La quantità, struttura economica, vi diventa qualità, poiché diventa strumento d'azione in mano agli uomini che non valgono solo per il peso, la statura, l'energia meccanica, che possono sviluppare dai muscoli e dai nervi, ma valgono specialmente in quanto sono spirito, in quanto soffrono, comprendono, giuiscono, vogliono o negano. Bene, tra la definizione dell'utopia di cui abbiamo detto precedentemente, ripeto, secondo Gramsci l'utopia consiste infatti nel non riuscire a concepire la storia come libero sviluppo, eccetera, eccetera, ha come retroterra una critica alla concezione meccanicistica, deterministica della storia, che dal punto di vista del giovane Gramsci non contempla la libera azione del soggetto, dell'individuo, dell'uomo, che lui identifica innanzitutto come spirito. È chiaro che in questa riflessione gramsciana vi è una polemica che Gramsci ha sempre portato avanti contro una concezione deterministica, non solo della storia in generale, ma del socialismo o dell'evoluzione del socialismo secondo una versione dominante all'interno della seconda internazionale che ha caratterizzato in modo particolare la politica dei partiti socialdemocratici, almeno fino all'avvento della rivoluzione d'ottobre, e quindi ad una concezione che invece sostituisce la rivoluzione all'evoluzionismo, che pure era una componente che certamente viene dalla scienza, viene dalla biologia, ma che viene poi applicata non soltanto in ambito socialista, ma anche in ambito liberale, per così dire, all'interpretazione della storia, dell'economia, ma anche della politica. Ora, perché Gramsci si esprime in questo modo? Qual è la motivazione di questa critica, ma anche di quella definizione di utopia, che, come abbiamo visto, non corrisponde esattamente al significato letterale del termine? Beh, la formazione di Gramsci avviene soprattutto all'Università di Torino, dove studia lettere, in un
confronto serrato con la cultura italiana del tempo e all'interno della cultura italiana del tempo, certamente dal punto di vista filosofico, dico perlomeno, l'idealismo di Croce è gentile, ma soprattutto quello di Benedetto Croce, con cui maggiormente si confronta appunto Gramsci, lo spinge in qualche modo a vedere il suo rapporto con Croce come il rapporto che Marx ebbe con Hegel. Così come l'idealismo hegeliano è stato tradotto materialisticamente da Marx, in un certo senso Gramsci si propone di fare la stessa operazione con l'idealismo crociano, approdando ad una forma di storicismo che ha certamente un'origine idealistica, che tende, mira a espungere, ad eliminare dalla filosofia politica socialista appunto il determinismo derivante da una visione meccanicistica della politica stessa. Quindi, quando Gramsci si esprime appunto nei confronti dell'uomo, indicando come sua caratteristica peculiare non il peso, la statura, l'energia meccanica e così via, ma lo spirito, e utilizza una categoria che non solo in Croce, naturalmente, ma già in Hegel, pensiamo alla sua fenomenologia dello spirito, diventa la categoria fondamentale per comprendere il senso, l'essenza stessa del pensiero idealistico. Quindi possiamo dire che in qualche modo il tentativo di Gramsci è quello di scardinare la visione del socialismo nella sua forma deterministica, che avrebbe portato, per così dire, ad un approccio gradualistico, riformistico, evoluzionistico al socialismo, per accettare invece una visione nella sua interpretazione dialettica ma anche rivoluzionaria. Almeno questo è il momento in cui, appunto, dopo la rivoluzione d'ottobre, Gramsci vede la possibilità di realizzazione del socialismo anche nel nostro paese. Quindi si tratta di una prospettiva culturale, filosofica, che serve a Gramsci per incardinare il progetto rivoluzionario non su una impostazione positivistica, come era tutto sommato quella della seconda internazionale, ma secondo una prospettiva nuova, una prospettiva che in qualche modo si richiama ovviamente non solo a Lenin, ma anche alle indicazioni che provengono dal manifesto del Partito Comunista del 1848. Naturalmente ci sarebbe da chiedersi se effettivamente questa nuova impostazione per il tempo, naturalmente, in cui Gramsci esprime queste sue idee, sia in qualche modo ancora oggi sostenibile, e quanto sia sostenibile, perché alle volte si ha come l'impressione che il combattere il determinismo o il meccanicismo dell'impostazione politica della seconda internazionale, attaccando il positivismo, usando le armi dell'idealismo, che non era certo nell'Europa del tempo la filosofia più avanzata, lo era in Italia, certamente, ma non certo nel resto d'Europa, dove si stavano sviluppando altre correnti, una per tutte è il neopositivismo, per l'appunto, che debbono appunto farci riflettere su questa questione, cioè quanto l'idealismo, l'approccio idealistico che Gramsci ha su questi problemi, innervato anche da qualche tratto di pragmatismo naturalmente, possa ancora oggi
essere visto come attuale, o se invece non sia il caso di ripensare in maniera un pochettino più critica sia al positivismo sia all'impostazione riformistica che la socialdemocrazia invece diede al proprio orientamento politico, tenendo conto anche di un fatto molto importante, che tutte le critiche che sono state fatte da Lenin in poi, cioè da tutto il movimento comunista, quello socialdemocratico, in qualche modo, ehm, come dire, riflettono a loro volta un approccio che potrebbe essere anche esso meccanicistico, perché è legato ad una interpretazione della dialettica di tipo hegeliano che, seppur rovesciata da Marx, per ovviare al suo misticismo, però resta sempre una dialettica a sua volta molto, ma molto deterministica. Grazie.